right now you don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. L'Europa non può continuare con questa guerra, non può sostenere questa guerra e penso che sia doveroso trovare la pace. Non ci sono altre vie di uscita perché comunque le guerre hanno un inizio e una fine e questa guerra è già durata troppo. Non è una questione di essere filorussi perché la Russia è stata l'aggressore, però è inevitabile che a seguire Zelensky all'infinito si porta all'isolamento dell'Europa e lasciamo liberi gli Stati Uniti, rischiano di diventare la nostra controparte a fare diciamo marintese con altre parti del mondo che a noi non sono amiche. All'indomani di una delle giornate più tese e drammatiche dal punto di vista geopolitico, con lo scontro Zelensky-Trump alla Casa Bianca, Luca Zaia fa intendere chiaramente da che parte sta, con la premessa che solo in Veneto l'export verso gli Stati Uniti cuba 8 miliardi di euro ogni anno. Ma la questione per Zaia, che sembra così scaricare il leader ucraino, non è soltanto economica. E noi sappiamo benissimo che se abbiamo la democrazia lo dobbiamo anche al ruolo degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi detto tutto questo, Europa e Stati Uniti sono amici, devono continuare con questa amicizia e io direi devono anche costruire relazioni tali per cui si dia vita a un vero asse, quello USA-UE. L'asse USA-UE è l'asse vincente nel mondo. Realpolitik o che altro per la capogruppo Dem in regione Vanessa Camani, Zaia dice parole agghiaccianti, ma è l'intero Partito Democratico che va all'attacco. Una posizione, quella di Zaia, che coincide con quella di Salvini, da tempo contro l'Europa e da tempo filo Putin, in una posizione che io ritengo essere sbagliata, miope e anche vigliacca. Non si può dire a Putin hai carta bianca. Intanto Fratelli d'Italia, anche in Veneto, tiene la linea dell'esecutivo, la Premier, questa la convinzione, saprà mediare. Credo che Meloni, come sempre, sia il collante delle alleanze e l'abbia dimostrato anche ieri quando ha fatto appello subito a una riunione di tutti gli alleati. Gli analisti americani dicono che Trump va preso seriously but not literally, che vuol dire seriamente ma non necessariamente alla lettera. Chiama invece alla mobilitazione di Popolo il Verde Andrea Zanoni alla ribalta delle cronache non solo nazionali per aver sollevato il caso del figlio di Trump accusandolo di aver praticato caccia abusiva nella laguna veneta, episodio certo piccolo ma forse evocativo di un lessico familiare. Ci aspettano a mio avviso tempi bui perché questo ha una considerazione della democrazia e naturalmente di tutte le istituzioni che non siano gli Stati Uniti d'America come qualcosa da conquistare, come qualcosa che ha un prezzo, come qualcosa da comprare.